Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti all'incontro regionale dei gruppi di lettura in Veneto, promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche, sezione del Veneto, e dalla Regione del Veneto, all'interno della manifestazione Il Veneto Legge, la maratona di lettura che si svolgerà il 24 settembre, ma che è comandata da una serie di altri eventi, sempre dall'Associazione Italiana Biblioteche, sezione del Veneto, e dalla Regione del Veneto. Avrebbe dovuto svolgersi della manifestazione in Auditorio San Gaetano, che il Comune ci aveva messo a disposizione, ma per il secondo anno consecutivo abbiamo dovuto ricorrere invece alla diretta streaming. Ringrazio comunque il Comune di Padova ed in particolare la dottoressa Vincenza Don Vito per la disponibilità e per aver rinnovato l'invito ad accoglierci l'anno 21 se sarà possibile. Vi porto anche i saluti della dottoressa Don Vito che oggi non poteva presenziare. A condurre l'incontro di questo pomeriggio sarà Paolo Colombatti, giornalista del TGR Veneto, la testata giornalistica regionale della RAI. Paolo Colombatti è un inviato speciale, friulano di origine, ma ormai in Veneto da oltre 30 anni, che nel suo lavoro si occupa, tra le tante cose, anche di una rubrica settimanale di consigli di lettura, che va in onda ogni venerdì a Buongiorno Regione e anche all'interno del telegiornale. Gira quindi per le librerie indipendenti, raccogliendo i suggerimenti di lettura dei librai, chiedendo anche loro di raccontare brevemente i libri che vengono suggeriti, ed è quindi un piccolo spazio dedicato alla lettura e alla sua promozione su Rai 3 Regione, che è particolarmente gradito agli ascoltatori. Collabora inoltre con il magazine culturale di Rai 3 Petrarca, che va in onda il sabato, mentre la trasmissione, la rubrica settimanale di consigli di lettura va in onda il venerdì a Buongiorno Regione e poi, dicevo, anche all'interno del telegiornale. Ringrazio dunque Paolo Colombatti per aver accolto il nostro invito, lascio a lui la parola per introdurre i saluti istituzionali e anche per presentare i nostri attesissimi ospiti. Grazie Silvia. Allora io sono Paolo Colombatti, come ha già anticipato Silvia, nel mio lavoro mi occupo di questa piccola rubrica di consigli di lettura in cui appunto i librai mi raccontano 3 libri, insomma, che è un po' quello che faremo poi anche qui oggi, no? con gli ospiti che abbiamo qui. Il mio è un piccolo spazio dedicato alla lettura in una regione che è abbastanza in alto nella classifica dei lettori di un paese che invece è drammaticamente indietro. Invece il Veneto si conferma una terra di lettori appassionati come voi dei gruppi di lettura che siete collegati qui con noi oggi. I gruppi di lettura in Veneto sono più di 100. È difficile fare un censimento preciso, ruotano spesso attorno a biblioteche e contano qualche migliaio di iscritti, contando che in ogni gruppo ci sono dalle 10 alle 30 persone. Anche nella città in cui vivo io, che è Roncade, in provincia di Treviso, ce n'è uno. Quella dei gruppi di lettura nella nostra regione è una realtà che da 15 anni si sta diffondendo sempre di più, soprattutto su iniziativa, come dicevo, dei bibliotecari e dei lettori di professione, per promuovere la lettura tra le persone adulte. L'incontro di oggi è anche un modo per tirare le fila della situazione in cui si trovano i gruppi di lettura dopo più di un anno di pandemia. Molti di questi gruppi escono un po' falcidiati dall'impossibilità di trovarsi in presenza, alcuni hanno fermato le attività, altri l'hanno proseguita online e proprio questa modalità online ha magari visto arrivare nei vari gruppi nuovi lettori che magari si sono trovati orfani del proprio gruppo e sono facilitati dall'opportunità data dalla connessione a distanza, partecipano ad altri gruppi. Quindi è un po' una situazione che sta cercando di, come dire, recuperare dopo un anno molto difficile, un anno e mezzo ormai molto difficile. L'incontro di oggi si chiama Un anno vissuto letterariamente, è un'iniziativa voluta dalla sezione veneta dell'Associazione Biblioteche Italiane, dalla Regione, all'interno della manifestazione Il Veneto Legge, che è una maratona di lettura che ha lo scopo di promuovere appunto la lettura e i libri in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale.
Quella di quest'anno è la quinta edizione della maratona, fatta di appuntamenti come il nostro e anche altri ovviamente, che avrà il suo culmine il prossimo 24 settembre. Il progetto che ha portato all'incontro di oggi ha alle spalle un team di lavoro formato da alcuni bibliotecari della città metropolitana di Venezia che lavorano anche ora dietro le quinte. Avete visto un attimo fa Silvia, ma ci sono anche Renata, Eleonora, Alessandro, 2 Antonelle ci sono, e anche lettori professionisti come Margherita Stevanato. A questo incontro di oggi sono stati invitati ospiti di prestigio che suggerissero ai lettori ai gruppi di lettori libri di cui discutere. Gli ospiti invitati quest'anno erano 3. Margherita Ruo, che è una book influencer che su Instagram è conosciuta come Canto della Pianura, che purtroppo però oggi non è potuta intervenire con noi, e invece si collegheranno con noi tra poco invece Anna Nadotti, che è una traduttrice, una scrittrice, una critica letteraria, e Matteo B. Bianchi, scrittore, editor e autore radiofonico e televisivo che si autodefinisce spacciatore di consigli di lettura. È molto simpatica questa cosa e vedremo poi perché spacciatore. Ognuno di loro ha proposto 3 libri di cui parleremo nel corso del pomeriggio, anche attraverso le domande che possono arrivare dal pubblico, cioè da voi che ci state seguendo. Per farle potete utilizzare la pagina Facebook, dalla quale magari state guardando in questo incontro, dal canale YouTube di Veneto Legge, oppure anche via mail alla mail gdl.in.veneto@gmail.com. Comunque credo che queste indicazioni poi scorreranno anche nello schermo sotto. Sarò io, la vostra voce, girerò le domande agli ospiti e ho domande, curiosità, insomma quello che ritenete, e quindi scriveteci e noi vi passeremo le domande ai nostri ospiti. Prima di iniziare però la conversazione con Anna e Matteo, lascio la parola al dottor Giulio Negretto, che è in rappresentanza della Direzione Beni e Attività Culturali e Sport della Regione del Veneto. Buongiorno. Da alcuni anni i gruppi di lettura rappresentano un fenomeno sociale ormai ben riconosciuto e individuato con caratteristiche proprie e non solo nel mondo del libro, sebbene le sue dimensioni non siano ancora ben precisate, come peraltro accennava prima Paolo Colombatti, perché riguarda in molti casi gruppi informali non connessi a biblioteche o ad altre istituzioni culturali. Tra le novità più importanti di quest'ultimo periodo che riguardano i gruppi di lettura, una mi pare che sia legata alle biblioteche, che spessissimo hanno favorito la loro nascita, seguendone poi l'evoluzione, perché hanno cominciato a tener conto dei pareri, dei gusti, delle segnalazioni dei lettori dei gruppi per la redazione delle cosiddette, è un termine tecnico, biblioteconomico, delle loro carte delle collezioni, ossia per la composizione e il bilanciamento delle raccolte bibliografiche delle biblioteche e per il piano degli acquisti, senza quindi più fermarsi alle sole classifiche dei libri più venduti pubblicate nei giornali. Un'altra nuova acquisizione mi pare riguardare, assieme peraltro alla critica letteraria di cui non dico nulla in questo momento, il mondo dell'editoria, sia piccola che grande, e delle librerie, che stanno cominciando a considerare i gruppi di lettura anche per quanto questi possono pesare sulle scelte di lettura delle persone, ricavandone preziose informazioni per la loro attività. Mi sento confortato in questo pensiero, ve lo cito a titolo puramente esemplificativo, dalla conclusione del torneo letterario che la rivista Robinson, supplemento del Sabato di Repubblica, ha portato a termine giusto una settimana fa, dopo 6 mesi di incontri o scontri, tra un totale di 128 libri, per individuare il miglior romanzo americano di tutti i tempi. Per aggiudicare il trofeo, Robinson ha coinvolto 100 gruppi di lettura in Italia, complessivamente quasi 2000 persone. Sabato scorso il verdetto, deciso dal circolo modenese di Carpi, che ha premiato Stoner di John Edward Williams, che ha sconfitto in finale 9-6 il capolavoro di John Steinbeck, Furore. L'esito del confronto tra i 2 libri non era affatto scontato, anzi, anche a leggere il commento della rivista tutto faceva pensare che avrebbe vinto Steinbeck, perché è un grande nome, un classico della letteratura americana, per avere ritratto un'epoca importante della storia sociale americana, per il fatto che Furore è stato il libro da cui ha tratto l'omonimo famosissimo film, candidato
molti Oscar, John Ford, con protagonista Henry Fonda, perché il romanzo è stato adattato anche per il teatro, che verrà riproposto tra poco anche in Italia, in parte al Teatro Argentina di Roma, con Massimo Popolizio. Insomma, anche per la sua fortuna nel mondo della cultura e delle espressioni artistiche contemporanee. Invece, sorprendentemente, Stoner. Grande libro, molto venduto, molto letto, ma certo non ancora un classico. Non mi addentro nella disfida, figuriamoci, già mi pare, insomma, di sentire i vostri commenti, giustamente, già presenti. No, mi interessa un'altra cosa, che un risultato del genere può rivelare quanto i lettori dei gruppi siano oggi diversificati nella loro preparazione culturale e che la loro eterogeneità giochi a tutto favore di un'assenza di qualsiasi sudditanza nel momento in cui si affronta anche la lettura di un classico. E questo è segno, credo, della libertà di giudizio che dimostrano oggi i gruppi di lettura, a comprova della loro ormai pienamente raggiunta maturità. Io termino ringraziando moltissimo la sezione Veneto dell'Associazione Italiana Biblioteche, che anche quest'anno ha voluto proporre alla Regione l'organizzazione della giornata dedicata ai gruppi di lettura del Veneto e tutti i partner ovviamente della manifestazione. E naturalmente ringrazio voi, cioè tutti i gruppi di lettura che parteciperanno alla giornata odierna, che vorranno contribuire al successo, io ne sono sicuro, sarà così anche quest'anno, della quinta edizione della maratona, che si concluderà appunto il 24 settembre prossimo. Io vi auguro un buon proseguimento e vi do un arrivederci. Grazie, grazie. Ora, prima di dare la parola a Daniele Brunello, volevo soltanto legarmi a quello che ha appena detto il rappresentante della Regione, cioè su Stoner, tornando un po' a quelli che sono i consigli di lettura della mia rubrica. Proprio recentemente, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, avevo chiesto a un libraio di dirmi qual era il libro più bello, insomma, del Novecento, e anche lui, guarda caso, mi ha citato Stoner e ha presentato proprio Stoner come nel suo caso ha detto il più bello della seconda metà del Novecento. Comunque era il libro da consigliare a tutti, proprio in occasione della giornata del libro di qualche settimana fa. Quindi do ora la parola a Daniele Brunello, presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto. Buongiorno a tutti, io volevo ringraziare innanzitutto, prima sono stati nominati alcune persone che sono appunto i componenti del coordinamento regionale dei gruppi di lettura in Veneto. Sono stati nominati e io tenevo anche a darsi un nome e un cognome, perché si impegnano molto in questi anni, sono quelli che hanno permesso di realizzare questi eventi. È Antonella Bertoldo della biblioteca di Santa Maria di Sala, Antonella Bullo della biblioteca di Spinea, Silvia Clabot della biblioteca di Martellago, che è anche membra del CER del Live Veneto, Renata Enzo della biblioteca di Cavallino Treporti, Eleonora Michelan della biblioteca di Marcon, Alessandro Rigro della biblioteca di Jesolo e Margherita Stevanato di Leggere per Leggere. I gruppi di lettura sono importantissimi e senza ombra di dubbio sono state una di quei cordoni, diciamo così, ombelicali che hanno mantenuto la connessione tra le biblioteche e i propri utenti durante questa pandemia. Nella mia piccola realtà non sono riuscito a farlo, ovvero non l'abbiamo fatto perché preferivamo fare gli incontri in presenza. Abbiamo ripreso la settimana scorsa e devo dire che non solo mancava questa cosa, ma è stato anche emozionante ritrovarsi e ricondividere la passione che ci accomuna, ovvero appunto quella della lettura. Io ringrazio la Regione del Veneto che anche quest'anno ha creduto nella maratona di lettura e ci ha permesso di realizzare anche questo evento che è appunto la giornata dei gruppi di lettura del Veneto,
E ringrazio nuovamente tutto il coordinamento e i presenti, nonché gli ospiti che hanno accettato di partecipare, e vi auguro un buon lavoro e un buon incontro. Grazie a Daniele dell'Associazione Italiana Biblioteche. Passo la parola a Livio Vianello, che è un lettore professionista e che fa parte del coordinamento Leggere per Leggere, che si occupa di organizzare gli eventi preparatori per la maratona di lettura. A lui dunque il compito di presentare la maratona di lettura di quest'anno. Pronti? Partenza? Via! Non siete allenati per una maratona? Questa è una maratona che si può correre anche seduti in poltrona. Non stiamo scherzando. Vi invitiamo ad una maratona di lettura. Venerdì 24 settembre il Veneto legge. In tutta la regione si leggerà. Nelle biblioteche, nelle scuole, nelle librerie, negli archivi, nei musei. E chi vuole può organizzarsi a casa con i propri figli o con i propri amici. Bibliotecari, insegnanti, editori, lettori professionisti e volontari, librai, gruppi di lettura scenderanno in pista. Cosa aspettate ad unirvi a noi? Visitate il sito www.ilvenetolegge.it e troverete informazioni dettagliate su come iscriversi alla maratona e ricevere i materiali per prepararsi al meglio. Per arrivare senza il fiatone alla fine della lettura, allenarsi un po' non guasta. Il Veneto legge. Segna la data e seguici passo dopo passo. Buongiorno a tutti i lettori che sono in attesa dell'incontro annuale che ormai ci contraddistingue il calendario della lettura. Vi parlerò della maratona di lettura all'interno della quale si inserisce anche questo incontro. La maratona di lettura è giunta alla 5ª edizione e vuole essere un momento di visibilità e di piccola sinergia delle attività delle biblioteche, ma delle scuole e di tutti quelli che lavorano all'interno della filiera del libro, quindi editori, librai, scrittori, lettori, professionisti e volontari. C'è un momento che si sostanzia nell'ultimo venerdì di settembre in cui queste manifestazioni si rendono visibili per un giorno. Si rende visibile un lavoro che le biblioteche, le scuole e tutti gli altri che ho già citato esercitano però per tutto l'anno. Per il secondo anno ci tocca incontrarci a distanza e un po' mi dispiace, avendo seguito tutti gli incontri in questi ultimi 15 anni dei gruppi di lettura, si è un po' orfani della presenza, anche se, come ricordavano prima, i gruppi di lettura non si sono fermati, a parte qualche gruppo che refrattario all'online, però i gruppi hanno continuato a incontrarsi anche a distanza. La maratona prende in considerazione anche il lavoro e l'attività dei gruppi di lettura e quindi dedica in apertura, abbiamo aperto il 23 di aprile con la giornata mondiale del libro, ma quest'oggi a distanza di un mese è di fatto la prima manifestazione che entra nella maratona, nel programma della maratona. Un programma che è fatto appunto di un riscaldamento, per mantenere la metafora sportiva, e che quindi parte da aprile e arriva al 23 settembre e poi appunto il 24 sarà la giornata in cui raccogliamo le iniziative che si svolgono in tutta la regione. I temi della maratona quest'anno sono particolarmente stimolanti. Il tema principale è l'acqua, che è un tema molto, molto ampio, molto, molto aperto, ma anche uno di quei temi che in qualche modo ci riguardano come cittadini
ancora prima di come lettori. Nel sito ilvenetolegge.it troverete le bibliografie, quella dell'acqua è piuttosto corposa e spazia dalla narrativa ai libri anche di divulgazione scientifica. Gli altri temi della maratona non poteva mancare i 700 anni di Dante, naturalmente, ma anche i 1700 anni della fondazione di Venezia, che un po' si tiene con il primo tema, nel senso che Venezia è città d'acqua per eccellenza, e quindi sarà piacevole poter entrare in qualche libro, no? Per approfondire la storia, ma anche la presenza così del nostro capoluogo di regione, dal punto di vista sia storico che culturale che di presenza appunto marinara. Festeggiamo anche in regione degli altri centenari. Su tutti svetta il centenario della nascita di Andrea Zanzotto e di Mario Rigoni Stern. Quindi sarà occasione per ritornare sulle pagine di un poeta e di un narratore che nel secondo Novecento sono stati importanti nella letteratura nostra italiana, e l'ultimo tema, l'ultimo centenario che in qualche maniera festeggiamo sono i 100 anni dalla nascita di Rodolfo Sonego, che non è propriamente uno scrittore, ma è uno scrittore in senso lato, che è uno scrittore per il cinema, uno sceneggiatore. Rodolfo Sonego ha firmato più di 100 film. I suoi film più famosi sono quelli che vedono la collaborazione con Alberto Sordi, però andando a spulciare la sua filmografia è decisamente molto ricca, e quindi è l'occasione per entrare anche in un tipo di scrittura che poi è funzionale al linguaggio per immagini, oltre ad aver scritto anche un paio di libri e di racconti che si possono trovare in libreria. I gruppi di lettura possono partecipare alla maratona di lettura, naturalmente magari se riescono a organizzare un incontro a fine settembre, intorno ai giorni intorno al 24, potrebbe essere occasione per incontrarsi e inserirsi nel contesto maratona, ma anche segnalando i propri appuntamenti da qui in poi all'interno del sito, nella sezione riscaldamento, per cui noi potremo dare poi conto e visibilità anche agli incontri dei gruppi di lettura. Non aggiungo altro e so che state aspettando, ma anch'io sto aspettando di incontrare Anna Nadotti e Matteo Bibianchi, che ci hanno proposto dei libri che all'interno dei gruppi di lettura poi sono stati letti, discussi, a volte anche un po' furiosamente alcuni titoli, e quindi buon pomeriggio a tutti e grazie sempre per la vostra partecipazione a un incontro come questo, ma più in generale alle attività. E spero veramente molto che il prossimo anno riusciremo a vederci in presenza a Padova come promesso, e quindi arrivederci e buon pomeriggio. Eccoci qui finalmente con i nostri ospiti Anna Nadotti e Matteo Bibianchi. Avete sentito questa breve sigla con la musica di Oreste Sabadin, che mi preme ringraziare per il contributo che ha dato a questa iniziativa. E adesso iniziamo finalmente il nostro pomeriggio. Pomeriggio che avviene una giornata che, lasciatemi questa piccola digressione personale, che avviene proprio nel giorno del compleanno di un artista che a me è molto caro, che è Morrissey, e che ha segnato, io vedo che Matteo già
ha capito, insomma, ha segnato un po' la mia adolescenza e i miei gusti letterari. In qualche modo è lui che attraverso la musica mi ha portato ad amare la poesia e la letteratura nei miei 20 anni, insomma. E bene, dopo questa piccola appunto aneddoto personale, un grazie ancora a Anna Nadotti e Matteo Bibianchi che sono resi disponibili a questo incontro e aver consigliato così belle letture che, come abbiamo appena sentito, sono state anche addirittura furiosamente discusse nei gruppi di lettura. Anna Nadotti è una traduttrice, come ho detto prima, soprattutto una traduttrice ma anche molto altro. Il suo è un lavoro che per molto tempo è rimasto un po' nell'ombra, non il suo personale, ma quello della traduttrice e del traduttore, che però negli ultimi anni ha avuto finalmente il riconoscimento che si merita anche al di fuori dell'ambito dei professionisti del libro. I nomi dei traduttori adesso vengono citati sempre molto, molto spesso anche da chi presenta i libri, si trovano ben evidenti nelle copertine. È un lavoro invisibile e quello del traduttore un po' è il lavoro, è un po' dello psicanalista dello scrittore, diceva Daniel Penna, che dovete conoscere ovviamente ben più di quello che è scritto soltanto sulla carta. E da traduttrice Anna ha lavorato anche a 2 dei libri da lei proposti, che sono, ricordo, Il ritorno di Hisham Attar, Gita al faro di Virginia Woolf e l'autobiografia di una rivoluzionaria di Angela Davis. La prima domanda che mi sembra ovvia in questo caso, in questo momento, è cioè perché ha scelto questi 3 libri. In particolare a me incuriosisce il perché autobiografia di una rivoluzionaria di Angela Davis, che è quello che ho fatto anche difficoltà, tra l'altro, a reperire per poter prepararmi un po' a questo incontro. Sentiamo Anna. Intanto buonasera, grazie dell'invito a proporre dei titoli e dell'invito oggi a conversare insieme, anche se anch'io avrei di gran lunga preferito essere con voi in carne ed ossa nel luogo che era previsto per questo incontro. Dunque io sono stata contattata lo scorso autunno da una delle bibliotecarie, Antonella Bullo, che mi chiese appunto di segnalare 3 libri che dovevano avere queste caratteristiche: essere un libro che io avevo tradotto con particolare interesse e passione, un classico che io ritenevo si dovesse poi leggere e rileggere, che tutti dovrebbero leggere, tutti è sempre relativo, e terza libro, un libro che mi sarebbe piaciuto tradurre. Queste erano le 3 tipologie e mi è stato difficile rispondere a tutte e 3, direi, forse un po' meno quella di Digital Faro. La prima, perché in realtà io ho tradotto molti libri, sono 32 anni che faccio questo lavoro per l'Einaudi principalmente, e perché ho tradotto libri che ho molto amato, libri di autori che io considero importanti, alcuni obiettivamente lo sono al di là dei miei gusti, e quindi non mi era facile. Ho deciso di proporre il libro di Hisham Attar, che si intitola Il ritorno, perché è un libro che mi è molto piaciuto. Ritengo che l'autore sia una persona interessante come scrittore, come intellettuale e anche come testimone di una storia drammatica che racconta in questo memoir. E quindi ho scelto questo. Dopodiché, diciamo, un libro da me tradotto con passione era sistemato, bisognava però riempire la casella del libro che ritenevo un classico da leggere. Allora, io ho scritto ad Antonella Bullo, che voglio salutare qui, non so se ci ascolta, perché è stata un'interlocutrice, sì. Un'interlocutrice molto stimolante. Siccome questo è un incontro organizzato dai bibliotecari, io ritengo che i bibliotecari abbiano una parte molto importante nel lavoro di lettura, quindi ci tengo a dirlo. E allora io ho detto, guardi, io proporrei o Mrs. Dalloway o Gita al faro di Virginia Woolf, però siccome li ho tradotti di recente per Einaudi, mi sembra che non li posso segnalare. E quindi ho segnalato le poesie di Antonella Nedda, grandissima scrittrice di poesie, grandissima poeta. La ragione per cui avevo fatto questa scelta è che io sono una grande lettrice di poesia. Non credo che potrei tradurre nel modo in cui qualcuno dice che traduco se non leggessi poesia. Restava il libro che mi sarebbe piaciuto tradurre e io in realtà avevo suggerito Donne in amore
ho il titolo sbagliato, di H. Lawrence, di cui però avevo precisato che a mio avviso non esiste una traduzione accettabile. E Antonella Bullo, da professionista qual è, mi ha detto: ma lei signora ritiene corretto suggerire di leggere un libro la cui traduzione secondo lei non è accettabile? Non fa una piega. Allora io le ho detto: ha ragione, togliamolo, e ho proposto l'autobiografia di una rivoluzionaria di Angela Davis, libro peraltro uscito nel 74 negli Stati Uniti, che però era stato pubblicato in Italia da Garzanti molti anni fa, e che un libro che mi sarebbe piaciuto tradurre per i suoi contenuti, perché ritengo che Angela Davis sia un personaggio estremamente importante della storia dell'ultimo mezzo secolo. E non è un caso, e questo va detto, che chi volle pubblicare l'autobiografia di una rivoluzionaria fu Toni Morrison, all'epoca chief editor della casa editrice che pubblicò il libro. Questa è la spiegazione. Poi in realtà il libro, io infatti in italiano non lo possiedo, ero convinta che lo avrebbero potuto trovare perché è stato ripubblicato 2 anni fa da Minimum Fax, con la traduzione è la stessa, mi pare, di Elena Brambilla, che era già uscito da Garzanti, però c'è una bella introduzione di Luca Briasco che inquadra il libro un po' nella storia di questi decenni. Però è un'indicazione, in molte biblioteche c'era, e chissà, che io spero che lo ripubblichino. Probabilmente ne hanno vendute molto più del previsto, perché il che dice anche qualche cosa sugli interessi dei lettori. Assolutamente sì. Io infatti l'ho trovato in una biblioteca, ho dovuto cercare un po' di varie biblioteche e alla fine sono riuscito a trovarlo nell'edizione di Garzanti, però non in quella di Minimum Fax. Infatti, sì. Però non sapevo che la traduzione fosse la stessa. Quindi... La traduzione è la stessa, sì. Bene, passiamo a Matteo. A Matteo che è uno scrittore, un editor, un autore di programmi radiofonici e televisivi, e tra le tante cose ricordo con particolare nostalgia di Spencer, che era uno di quei programmi che secondo me hanno definito la qualità di Radio Rai nei primi anni 2000, ma che ha fatto tante altre cose poi, che però è qui come spacciatore di libri, così si è definito. Sì. I suoi suggerimenti di lettura che ha messo prima in un blog e poi in altre pubblicazioni, e alla fine adesso in un podcast che si chiama Copertina, dove si parla di librerie e di consigli di lettura, mi hanno fatto scoprire anche attraverso lui ho scoperto tanti autori come Jenny Offill, Jennifer Egan, ma anche Ginevra Lamberti, che è una autrice qui veneta, che è stata ospite di un incontro con i gruppi di lettura e che io l'ho conosciuta attraverso i tuoi post, insomma. Parliamo appunto dei consigli di oggi. Anche per te la domanda è ovvia, è perché questi 3 libri che ricordo sono I ragazzi della Nickel di Colson Whitehead, che in qualche modo si riallaccia peraltro al consiglio sull'autobiografia di Angela Davis. Non so se eravate invece d'accordo in qualche modo sul tema, ma probabilmente no, immagino. Ecco. Quindi uno era I ragazzi della Nickel, l'altro è Mi ricordo di Joe Brainard, che è un libro che peraltro anche Matteo poi ha scritto in una versione non tradotto, ma scritto proprio da scrittore, una versione italiana, e Le nostre anime di notte di Kent Aruf. Perché queste 3 scelte? Allora, intanto buon compleanno Morrissey, non sapevo che era il suo compleanno, mi è piaciuta questo riferimento. Allora, queste 3 scelte perché sono libri, secondo me, che hanno delle caratteristiche molto particolari. Colson Whitehead è un rarissimo esempio di autore che ha vinto 2 volte il premio Pulitzer nel giro di 3 anni, che è una circostanza credo mai avvenuta prima. E rappresenta secondo me molto bene il ruolo che lo scrittore contemporaneo americano di colore può fornire alla società oggi, perché sono romanzi, sia questo che il precedente, che era la Ferrovia sotterranea, del quale tra l'altro è uscito in questi giorni anche la versione serie TV su Amazon. Sono autori che stanno raccontando la storia americana da un punto di vista differente, che è quello appunto del punto di vista della popolazione di colore,
tirando fuori degli argomenti anche difficili, anche scomodi, come questo dei ragazzi della Nickel, che è un romanzo ma che si basa su un evento reale, cioè la scoperta di una sorta di cimitero, non una sorta, un cimitero segreto diciamo, nei campi intorno a una casa di correzione, cioè una prigione per minorenni, nel quale venivano fatti sparire letteralmente una serie di detenuti che per vari motivi l'allora direzione riteneva di dover sopprimere, e nella maggior parte dei casi si trattava naturalmente di ragazzi di colore, e quindi è un episodio molto drammatico della storia americana, raccontato attraverso lo strumento della narrativa, che io trovo sempre molto più efficace rispetto a quello di una denuncia, voglio dire, in forma di reportage, perché permette di simbolizzare, in qualche modo rendere simbolica la vicenda, ma anche, secondo me, crea molta più empatia anche nel lettore, perché attraverso la vicenda di un personaggio in realtà tu racconti quello che è un dramma collettivo. E quindi diciamo che il libro di Colson Whitehead l'ho scelto per la sua anche attualità. Quello di Kent Aruf l'ho scelto per due motivi. Anzi più di tre forse motivi. Intanto perché è un esempio di libro pubblicato da un piccolo editore, perché NN è un editore milanese che esiste credo solo da 5 anni, e che ha avuto cioè, che è veramente un bravo editore, nel senso che ha identificato questo autore, Kent Aruf, che non era pubblicato in Italia, o forse era stato pubblicato solo un volume molti anni fa, l'ha riscoperto e ha creato un caso editoriale, perché Aruf è diventato uno degli autori americani più amati in Italia, e questo le nostre anime di notte è andato al primo posto nella classifica dei libri d'Italia, cosa che per un editore molto piccolo come NN è rarissima, però rappresenta anche la capacità di un editore di andare a scoprire un autore che le grandi case hanno ignorato, si sono perse, non è entrato nei loro radar, forse anche per motivi commerciali non lo ritenevano abbastanza interessante, e invece loro hanno avuto la capacità di scoprirlo e di lanciarlo in Italia. Ma al di là della vicenda, diciamo, editoriale, quello che mi è piaciuto moltissimo di questo libro è che parla di sesso tra anziani, che è un argomento assolutamente quasi mai trattato, ed è una storia d'amore tra anziani, però che parte proprio da una proposta sessuale, e il solo fatto che appunto questa coppia di persone in età avanzata si forma per in realtà una liaison di ordine erotico, non tanto sentimentale, crea uno scandalo enorme nel paese dove vivono, e con i figli che cercano di vietare, anzi arrivano a vietare questa relazione, e mi sembra molto interessante come tema, e anche molto poco trattato, quella della sessualità matura, ed è l'ultimo libro che questo autore ha scritto prima di morire. Mi è sembrato un bellissimo gesto quello di raccontare un tema in realtà così banale e così comune, però veramente una sorta di tabù, ed è un tabù stupido, perché si sta parlando di qualcosa di assolutamente naturale, assolutamente presente, però sul quale c'è una censura pressoché unanime. E l'altro, mi ricordo, di Joe Brainard, è uno dei miei libri preferiti in assoluto. L'ho scelto perché è uscito in Italia credo solo 5 anni fa, dopo 45 anni dalla pubblicazione originale, ed è un libro che negli Stati Uniti è un classico, che è insegnato in tutte le scuole di scrittura, mentre da noi fondamentalmente non lo conosce nessuno, ed è un libro straordinario da tanti punti di vista, intanto perché il suo autore non è uno scrittore, Joe Brainard era un pittore, e forse perché non era uno scrittore. Questo libro è nato come una sorta di divertimento da parte sua, è un elenco di ricordi in forma
nella forma più basilare possibile, sembrano i pensierini che si scrivono alle elementari, quando è una delle prime cose che si impara a scrivere, no? E lui fa questo elenco di ricordi che non hanno nessun ordine, che non hanno, come dire, nessuna conseguenzialità, e sono ricordi così come gli vengono in mente. Mi ricordo la macchina che aveva mio nonno, mi ricordo questa sigla di trasmissione televisiva e così via. E le cose interessanti sono due. La prima è che ognuno di noi potrebbe scrivere un libro come mi ricordo, perché va al di là delle capacità di scrittura di qualcuno, perché è talmente elementare che chiunque lo può scrivere un libro del genere. E la seconda è che Joe Brennan ha inventato una nuova forma di autobiografia, che è ridotta a singole enunciazioni, che può essere infinita, perché uno potrebbe andare avanti tutta la vita a scrivere mi ricordo e scrivere un volume in realtà infinito, e poi per il fatto che è diventato un modello, tanto è vero che di mi ricordo esiste la versione francese Je me souviens di Georges Perec, che tra l'altro assurdamente in Italia è stata tradotta prima quella, quindi quasi tutti pensano che la formula del mi ricordo l'abbia inventata Perec, che invece l'ha semplicemente copiata da lui. E appunto anch'io ho fatto una piccola microscopica versione in italiano per il piacere di ripetere l'esperimento, e secondo me è un libro appunto che oltre a essere interessante come contenuto è interessante anche come modello che ognuno di noi potrebbe riproporre. Eccomi, bene, molto, molto interessante queste cose. Cominciano ad arrivare anche un po' di domande da parte di chi ci segue, che sono anche legate a cose che avete già un po' anticipato voi nelle vostre così, considerazioni di questo primo giro di domande. Per esempio Anna Nadotti prima diceva appunto che fra i libri che ha scelto insomma per quei gruppi di lettura c'era anche un romanzo che le sarebbe piaciuto tradurre e non era invece stato tradotto da lei. Invece una domanda che arriva da Antonella, che è una del gruppo di lettura di Santa Maria di Sala, chiede: le capita di decidere di non tradurre invece un romanzo perché non le piace? Sì, no, io in realtà ho tradotto solo libri che mi piacevano, ma questa è una io cominciai a tradurre nel 1988, il primissimo libro che io tradussi erano i racconti di Satyajit Ray, il grande regista indiano, e l'Einaudi mi chiese di tradurlo perché insomma era un libro che avevano comprato, era un po' all'inizio di tutta la questione, diciamo, dell'interesse per l'India dal punto di vista letterario. Non parlo dell'interesse degli eruditi per il Mahabharata o il Ramayana, ma per una letteratura che poi è diventata una letteratura di estrema importanza, molto conosciuta. Ci sono moltissimi gruppi di lettura che leggono proprio le scrittrici o gli scrittori indiani. Tradussi quel libro e poi arrivò Le linee d'ombra di Amitav Ghosh. Mi chiesero di tradurlo, io tradussi questo libro perché mi piacque enormemente. Ricordo che era l'inizio di luglio quando mi chiamarono dall'Einaudi chiedendomi se avevo tempo di leggere un libro molto in fretta. Lo cominciai alle 4 del pomeriggio, lo finii a notte fonda, non riuscivo a smettere. Era un libro che mi era piaciuto moltissimo per quello che diceva e per come lo diceva. E così tradussi Le linee d'ombra. Non ne avevo deciso io all'epoca di fare la traduttrice, avevo per molti anni insegnato, tradurre mi piaceva, io sono laureata in letteratura inglese, ogni tanto traducevo soprattutto poesie per me, quelle cose che uno fa per conto suo la sera quando gli gira. Avevo... No, vabbè, ma magari un po' leggi, un po' provi, no? E io tradussi questo libro che andò molto bene anche... vedete anche abbastanza, sempre tenuto conto dell'epoca, mi piacque moltissimo e in qualche modo decise un po' del mio mestiere, nel senso che mi piacque molto, volevo tradurre le parole di Ghosh nel modo più profondo, più rispettoso possibile, mantenendo questa straordinaria limpidezza di scrittura nel momento in cui trasferivo la storia da una lingua all'altra. Da allora io ho tradotto tutte le opere di Ghosh, prima per l'Einaudi, ora per Neri Pozza,
E poi tradussi Antonia Bayat, cominciai con Possessione, e che mi venne proposto perché mi dissero sempre alle Einaudi: avreste voglia di fare un lavoro a quattro mani, è un libro intraducibile. E allora facciamo questa esperienza che è bellissima. Da allora ho tradotto tutti i libri di Bayat, quasi tutti con Fausto Galuzzi, un paio da sola. E poi via via, adesso non voglio fare la storia del mio lavoro, però credo abbia staccato il microfono. sì, scusate, ho passato la mano. Stavi dicendo che non vuoi fare la storia del tuo lavoro, ma... Ecco, benissimo, ma e quindi da allora io ho tradotto solo libri che mi piacciono, autori che mi interessano. L'Einaudi poi mi ha sempre proposto delle cose molto interessanti, che anche un po' corrispondono, se posso dire, a un mio interesse profondo per una letteratura che sia anche forse un po' non necessariamente di facile portata, non dico difficile, però non facile a volte, anche per i lettori. Però devo dire che una delle cose più interessanti che mi sono successe in questi 30 e passa anni è stata proprio quella di sentire persone che ti dicono: guardi, io ho cominciato a leggere quel libro che aveva tradotto lei, mi è piaciuto così tanto che dopo ho comprato tutti i libri di quell'autore. Oppure mi è anche capitato di sentirmi dire libri che lei ha tradotto, cosa che mi lusinga enormemente, però mi sembra, io credo molto nella possibilità di leggere delle cose anche impegnative. A volte ci sono persone, credo che Matteo Bianchi, forse data l'esperienza che lui ha di spacciatore, it's a very nice way, è molto bello definire, perché in fondo noi spacciamo parole che traducono altre parole, spacciamo storie che altri hanno, parlo di noi traduttori, spacciamo storie che altri hanno scritto. Io amo dire che lo scrittore si siede davanti a una pagina bianca, il traduttrice si siede davanti a una pagina che è già in buona parte nera o grigia, dipende, o blu, e ti devi collocare lì, nel senso di essere completamente rispettoso di una storia che sai essere di un altro, che però da quel momento condividi, la porti si viaggia in due con una valigia sola, no? E io penso che questo sia, a parte che è un'esperienza bellissima, e tradurre autori che uno considera importanti, hai anche la soddisfazione, diciamo, di vederli nella tua lingua, possibilmente apprezzati dai lettori, dando anche, diciamo, soddisfazione a una parte di me che forse si capisce anche dai titoli che ho proposto, che crede nella necessità di raccontare il presente anche quando è difficile, anche quando è doloroso, quando è impegnativo. Certo. Ecco. Mi interessava questa cosa che stava dicendo di avere l'autore vicino in qualche modo mentre sta traducendo, no? Intanto sento degli uccellini in sottofondo, non so se siano vicino a casa sua, è molto bella questo sottofondo. È da me, sono da me. Sì. Bene, ma è molto bello questo sottofondo, mi piace. È bellissimo, anch'io li stavo sentendo, tendevo l'orecchio per sentire se cantavano in greco come gli uccellini di Virginia Woolf e Mrs. Dalloway. Chi lo sa. A proposito, allora, riguardo alla presenza, poi torno un attimo da Matteo, mi leggo a una domanda arrivata da Laura, sempre di un gruppo di lettura di Santa Maria di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Lei chiedeva quanto è vincolante o può influenzare la presenza dell'autore consultabile durante il lavoro di traduzione nel caso in cui sia vivente, cioè se c'è un approccio diverso alla traduzione, se un autore è vivente e quindi può partecipare alla traduzione magari dando delucidazioni così, oppure se invece rispetto ad una traduzione fatta di un autore che non può più, come dire, confrontarsi con lei. Per me la domanda e lo chiedo a lei ancora, sì, poi vado a Matteo, mi scuserà dunque io penso che il corpo vivente è il testo e il testo è sempre comunque lì. Quando io traducevo Virginia Woolf avevo una sensazione fortissima della sua presenza ed è l'unica autrice non viva che io ho
ho tradotto, perché invece ho tradotto tutti autori viventi. Il fatto di poter chiedere ad un autore, non tutti gli autori sono disponibili ci sono anche autori molto interessanti, molto anche che io ho letto, molto amati, che io so anche dai loro traduttori che non rispondono alle domande, ma non per disprezzo, ma semplicemente perché pensano finita la loro parte e la affidano a chi tradurrà. Del resto, a me è capitato in una conversazione con dei traduttori francesi, dei grandi traduttori francesi, tra cui Jean-Paul Manganaro, che ha tradotto in italiano Artaud, in francese Artaud, in italiano Artaud, ha tradotto Calasso in francese. Quando a questa domanda che gli venne fatta da qualcuno del pubblico rispose l'auteur c'est moi. E questo è molto francese. Io poter dire con tanta tranquillità nella mia lingua l'auteur o l'autrice c'est moi è molto invidiabile. Io personalmente tendo a fare delle domande agli autori quando appunto possono esserci, diciamo, delle ambiguità nel testo originale e quindi la traduzione può dare un'indicazione o un'altra, un'indicazione di senso o un'altra. E quando mi sembra di non essere certa di quale delle due, ecco, può capitare questo. O a volte può capitare con citazioni che gli autori fanno e che loro danno un po' per scontate, il che poi porta a delle simpaticissime situazioni. Io ricordo che quando chiedevo ad Anita Desai di determinati versi che lei, proprio a Venezia, e lei con quella sua faccia bellissima, con quella sua voce dolcissima mi rispondeva: you see Anna, they are in my mind, sono nella mia mente, e quindi uno deve fare buon viso al cattivo gioco e decidere che sono nella sua mente, e non sempre riesci a trovare e quindi vabbè lo ritraduci, se non ovviamente per correttezza, diciamo, non solo bibliografica, per correttezza uno, almeno io e comunque una politica della casa editrice, si cercano tutte le traduzioni originarie, il che a volte è una perdita di tempo perché alcune traduzioni originarie non sono più utilizzabili, per esempio, il che allora lo si dice, ma quindi l'autore, la cosa che veramente è straordinaria, e questo devo dire è il rapporto con Amitav Ghosh, con Bayat e con Matar, è che diventi amico, amica, e si discute dei libri come se si fosse due lettori, e questo è bellissimo. Certo. Bellissimo, staremo ad ascoltarla ancora per alcune decine di minuti, ogni tanto dovrò intervenire per cercare di... Ma mi dispiace molto, ma è un po' il mio lavoro. Grazie davvero molto per le suggestioni che ci dà così. Passiamo a Matteo invece. Una domanda da Alessandro del gruppo di lettura di Jesolo, tornando al tuo ruolo di spacciatore di libri. Come scegli i libri che consigli su copertina e come li seleziona dalla grande quantità di proposte che immaginiamo le arrivano settimanalmente? Insomma, è una scelta personale, immagino. Sì, no, io sono un grandissimo fautore delle scelte personali. Io credo che dal momento che la lettura, come le altre passioni personali, la musica, i film, non so cosa, riesci a trasmettere, secondo me, l'entusiasmo per un libro se tu sei entusiasta in prima persona. Cioè io raramente stronco un libro perché non mi interessa parlare di libri che non mi piacciono, non sono un critico, non ho nessuna... Io sono un lettore molto opinionato, cioè ci sono dei libri che mi fanno schifo e sono dei successi mondiali. A me fa schifo Chiamami col tuo nome, col mio nome, per esempio, che è un libro che è piaciuto a tutti, un film che è piaciuto a tutti, a me fa schifo. Però per dire, e quindi a volte mi rendo conto che ci sono si entra in un campo anche molto personale, ovviamente, e quindi il criterio per me è sempre stato quello di parlare di libri che io davvero ritengo interessanti, che piacciono a me come lettore. A volte
io leggo dei libri che mi piacciono e scelgo di non parlarne perché non trovo, non so come dire, la chiave giusta, o perché penso che sia un gusto troppo personale per essere condiviso. A volte trovo libri che mi piacciono un po' meno, ma capisco che sono interessanti da comunicare e che dovrebbero circolare. Quindi è sempre come dire, parte da un interesse personale, ma un interesse che capisco che può essere condiviso. E poi perché sono anche molto convinto del fatto che ognuno di noi, quando ha la possibilità di trasmettere una propria passione, allora è in genere l'interlocutore migliore. Cioè io ho dato questa definizione di copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura, un po' perché mi piace utilizzare una terminologia che non è proprio quella classica, un po' ampollosa dei dibattiti letterari e così via, ma poi perché ho sempre avuto questa sensazione di essere uno spacciatore di libri, nel senso che io mi ricordo che quando io ho lavorato per 7 anni in un'agenzia di pubblicità, e io sono uno che legge sempre, quindi ha sempre in mano un libro. Io leggo in metropolitana, così, quindi io arrivavo in agenzia con il mio libro in mano e subito la gente veniva a dirmi ma com'è questo libro, me lo così, e dopo un po' i miei colleghi mi hanno detto: da quando ci sei tu leggiamo di più, perché io credo che la lettura sia anche imitativa. Cioè tu, quando vedi qualcun altro leggere, quando vedi qualcun altro che ha la passione, ti incuriosisci, ti spiace quasi del fatto di non avere, e allora cominci a interessarti, cominci a fare domande, per cui da sempre io mi sento un po' spacciatore, cioè a volte mi sento anche un po' jukebox, ogni tanto la gente mi scrive e dice: devo fare il regalo a questa mia amica che ha 25 anni e io devo dargli il riferimento, il consiglio giusto, però mi fa piacere ovviamente questa cosa. Certo, certo. Una domanda per tutti e due adesso arriva, legandomi un po', saltiamo un po' di palo in frasca, ma Sì. prima proprio tu avevi raccontato come appunto il romanzo alle volte è più efficace di un saggio nel raccontare la realtà, no? Sì. Allora Antonella di Spinea in questo caso ci chiede che per entrambi dice: il romanzo è un'opera letteraria di fantasia, è anche un modo per conoscere il mondo, però? Allora, comincio io, Anna. Sì, certo, certo. Allora, io non sono sicuro che il romanzo sia un'opera di fantasia, nel senso che il romanzo può essere tante cose, può essere totalmente fiction, può essere, e guarda, tantissime volte così, può essere una mediazione tra la fantasia, cioè spessissimo gli autori raccontano esperienze che hanno vissute, ma magari traslandole, affidandole a un personaggio o così, oppure tu senti diverse storie e le riassumi in un singolo personaggio, in un singolo contesto. Il confine tra la verità e la finzione in letteratura è sempre molto difficile da tracciare, e mi chiedo anche se sia necessario tracciarlo. Proprio l'altro giorno ho letto una bellissima frase di Truman Capote che diceva: non lasciare che la verità ostacoli il tuo talento, che è molto interessante, perché in realtà anche quando c'è anche un altro aspetto da considerare, anche quando un libro è autobiografico, un autore compie sempre un'operazione letteraria, non è mai cioè un diario è un mezzo nel quale io racconto le cose come sono successe, ma se lo faccio in un romanzo, in un testo autobiografico, in un memoir, comunque io faccio un'operazione su quella che è stata l'esperienza della mia vita, perché devo dargli una forma che sia comprensibile per il lettore, devo dare un ordine agli eventi, devo scegliere quali personaggi far parlare, quali lasciare nell'ombra, cioè è proprio un'operazione tale e quale a quelle che si fa nel momento in cui si scrive un libro di finzione. Quindi secondo me l'opera che fa il narratore è quella di come dire, dare alla verità, a quella che è la sua verità, una forma che è dal suo punto di vista il più appassionante possibile per chi lo leggerà. Quindi sì, è un modo di raccontare il mondo, ma sempre molto personale.
Certo. Sentiamo Anna, la stessa Ma domanda. a parte che sono d'accordo con quello che ha detto Matteo ora, poi aggiungerei, io appunto penso che il confine tra verità e finzione sia estremamente difficile da stabilire comunque, anche dentro di noi. E poi penso che oggi come oggi la realtà ha talmente superato da 1000 punti di vista, e non soltanto per la recente situazione pandemica, che per un po' sembrava un'improvvisa narrazione distopica, no? Al punto che non si avevano le parole per raccontarla. Io penso che anche dentro un memoir, dentro un'autobiografia, c'è una riflessione narrativa dal punto di vista proprio della forma, le scelte lessicali, le scelte grammaticali, le scelte sintattiche, che ovviamente fanno di quella narrazione autobiografica un qualche cosa che potrà essere, in qualche misura, potrà sembrare immaginato e viceversa. Si possono appiattire delle cose che sono state fantasmagoriche per qualche ragione, che ognuno ha la sua motivazione di questo. E secondo me oggi la distinzione fra i generi letterari è proprio molto molto più sfumata che in passato. Veramente molto più sfumata. Io mi sono occupata a lungo negli anni 80 e 90, ho lavorato a lungo sulle fonti autobiografiche della storia, le fonti autobiografiche delle donne, gli epistolari, le autobiografie, il racconto di sé, che appartiene molto più alle donne che non agli uomini, i quali spesso trasformano il racconto di sé in un racconto pubblico, lo hanno fatto più a lungo e per più tempo. Però, per esempio, prima parlavi di Aruf. Aruf fa un racconto, dove lo potremmo, è un romanzo, è un racconto, è un memoir, è una meditazione. A volte i romanzi sono delle meditazioni, sono delle parabole, in cui si capisce che dentro, anche in quelli che io ho citato prima, sia Le linee d'ombra di Ghosh, sia Il ritorno di Matar. E che dire di Gita Alfaro? Gita Alfaro è considerato uno dei grandissimi romanzi del Novecento, e a mio avviso lo è. Io ritengo anche che sia un romanzo sulla guerra e non soltanto, come è stato spesso detto, un romanzo E quello dove comincia Virginia Woolf narratrice, dove finisce Virginia Woolf che racconta di sé? È molto difficile, ma questo è anche fantastico, io lo trovo bellissimo, mette in discussione tutto. Io poi sono favorevole a mescolare tutto, a confondere possibilmente le idee a tutti. Aggiungiamo anche che uno dei generi letterari più diffusi, non a caso in questo momento, è quello dell'autofiction, sì, dove proprio scientemente un autore decide di confondere le acque, certo, tra quello che è reale, magari autori che parlano di sé in prima persona usando proprio nome e cognome. Per esempio, uno che lo fa spessissimo è Walter City. È molto difficile capire dove Walter City stia fingendo e dove veramente sta raccontando la verità. In America autori come Bret Easton Ellis l'hanno fatto, curiosamente in Lunar Philip Park. Roth. Philip Roth a tre. Brevio, mi viene in mente questo episodio che credo in Lunar Park, Bret Easton Ellis si parla di se stesso e parla anche di un altro scrittore che è J. McInerney, e J. McInerney si è arrabbiato moltissimo, non ne ha più voluto parlare dopo questo libro, perché lui ha giocato con le loro identità ed è un gioco che in questo caso non è piaciuto all'autore, però è interessante il fatto che ormai proprio questa mancanza di distinzione tra la verità e la finzione sia diventata a sua volta un genere letterario. Sì, d'altra parte, se pensiamo appunto, secondo me Philip Roth e Carrer non fanno altro che raccontare di sé, trovandosi svariati alter ego, c'è una genealogia degli alter ego di Roth, e Carrer obiettivamente nel suo narcisismo totale, assoluto, riconosciuto da lui per primo, ha sempre parlato di sé, facendo peraltro alcuni grandi romanzi, veramente grandi. A proposito di parlare di sé, io me ne starei veramente in disparte. Se potessi lascerei voi due chiacchierare da soli. No, guidaci. No, partecipa.
credo anche che chi ci sta seguendo voglia sentire soprattutto voi. Prima un attimo per Anna mi è arrivato un messaggio di servizio, diciamo così, da parte di Giuliana del gruppo Bizzarri Lettori di Feltre, che chiede il titolo di libro di poesia da lei citato prima. Le avevi citato un'autrice, Quello di Antonella Nedda. Esatto. Il libro che avevo proposto era Storie, ora lo scrivo qui in modo che nella nostra chat di lavoro, perché è un libro a mio avviso meraviglioso. Io l'ho letto tante volte, leggo costantemente, rileggo costantemente alcune poete e una è lei. Per cui se qualcuno di voi ama la poesia quanto l'amo io, non so se lo spacciatore spaccia anche libri di poesie, mi permetto di suggerirgli di farlo, però. Brava. Bene, allora a proposito prima parlavamo di Matar, parlava lei di te di Matar, non so mai del tu, del lei, ogni tanto no, diamoci del tu, lo so, sì, diamoci del tu. Lei, e quindi sì. facciamo no, va bene. Perdonatemi. Ecco, quello era un libro, per esempio, che io non conoscevo, non avevo letto e che ho letto soltanto in questi giorni un po' per prepararmi a questo incontro, ed è un libro che, come dire, mi ha devo leggere purtroppo velocemente perché avevo non tantissimo tempo per leggere tutte le cose che non avevo letto, per prepararmi un po' qui. In questo caso però non sono riuscito a staccarmi da una lettura vera e propria, sono andato avanti e l'ho letto praticamente tutto, preso da questo veramente vortice della scrittura, no? Che mi ha trascinato un po' dentro le carceri, dentro la storia, e non mi staccavo più. Ecco, secondo te che cosa è che fa essere così questo libro? La storia in sé o il modo in cui viene raccontato, o magari come l'hai tradotto tu? Magari un po'. Io penso che sia un grande memoir, anche appunto prima lui citava il Pulitzer, ha avuto appunto nel 17 mi pare il Pulitzer per il miglior memoir. Sì. E io penso che siano un po' tutte queste cose, è una vicenda drammatica, così drammatica che a tratti sembra quasi inventata, a proposito. È raccontata secondo me con una intensità straordinaria, che è quella che a me è capitato molto spesso da amiche e amici o in gruppi di letture, sentire uno proprio pochi giorni fa, di sentirmi chiedere come era possibile questa intensità, che vuol dire anche che lui è riuscito a un certo punto a prendere un po' le distanze, perché in una storia così tragica devi, per raccontarla, prendere un po' le distanze, e lui ci è riuscito solo. Ha dedicato molti anni Matar a scrivere questo libro. La vicenda si riferisce alla sua infanzia, alla sua adolescenza, quando il padre venne prima sequestrato e poi ucciso. E poi Matar in questo libro risale più indietro alla vita dei propri nonni, eccetera, e quindi risale anche alla storia coloniale italiana. È un libro scritto con un inglese molto ricco. Io scrivendone l'ho definito shakespeariano, perché è un inglese frondoso, se vogliamo usare un aggettivo pieno di cose, ed è straordinario perché in un autore che è come se desse una certa musicalità cantante. Io ho origini parmigiane, per cui questo lo sento molto forte. Dietro c'è l'arabo. Io mentre parlo piuttosto bene l'inglese, l'arabo no, e forse questo può interessare, un aneddoto personale, però può interessare i lettori. Quando stavo traducendo il libro, in realtà avevo finito di tradurlo, però c'erano alcune pagine sulle quali io volevo confrontarmi con lui. Da un punto non avevo cose da chiedergli, volevo sentire il testo in italiano, che lo ascoltasse lui. Una parte poetica e poi un altro punto particolare del libro in cui quando parla della madre. E allora ci siamo visti una volta che lui era in Italia, e lui l'ha letto in arabo, io l'ho solo ascoltato, ovviamente. Poi io gliel'ho letto in italiano perché io volevo sentire in che modo queste due cose funzionavano dal punto di vista della sonorità della lingua. E questo è bellissimo. L'inglese faceva da trade union, perché io, non parlando l'arabo, e Hisham, malgrado molteplici tentativi, il suo italiano è
po' zoppicante, anche se io a volte gli parlo in italiano apposta perché secondo me in realtà un po' capisce più di quanto finga di non capire. Ed era stata un'esperienza molto bella, e quindi io credo che questa cosa della musica, della lingua in quel libro sia molto importante, sia uno degli elementi, credo, uno degli elementi che coinvolgono chi legge, perché è quello che ti dà questa straordinaria intensità di narrazione. Non è un caso che in qualche modo Matar mette a tema la capacità poetica del padre. C'è una pagina meravigliosa in cui dice a una certa ora della sera, calava il buio, tutto taceva nella prigione, ma si sentivano la voce di mio padre che da dietro quella piccola griglia recitava gli alam, cioè che è una forma poetica araba classica. E questa cosa della voce del padre è quello che tutti i suoi interlocutori, le persone che poi lui va a intervistare quando fa la sua indagine, tutti gli dicono che ricordano quella voce. E questo secondo me la dice molto lunga su tantissime cose. Io credo le voci hanno quando Calvino diceva io capisco se è un libro ben tradotto da quello che mi dicono della sonorità della lingua quelli che lo leggono. No, Guardi, mi interrompo perché potrei andare avanti. No, certo, no, ma sul tema così c'è un'altra domanda da parte di Marisa del gruppo di Cavallino Tre Porti che chiede quali difficoltà incontra un traduttore nel tradurre un autore come Matar che non scrive nella sua lingua madre che attraversa lingue e culture diverse. Quale percorso deve fare il traduttore per immergersi nella lingua e nella cultura del suo autore? Quale percorso di maturazione della conoscenza dell'autore? Io manderò alla mia interlocutrice d'elezione, Antonella Bullo, un testo di Matar che è stato pubblicato in un piccolo volume che è stato fatto l'anno scorso a Pordenone Dedica, quindi purtroppo doveva essere in presenza e invece è stato fatto in remoto, in cui Matar parla proprio di quello, sulle sue due lingue. Lui le considera ormai due lingue, entrambe sue, l'inglese e l'arabo. Io a volte ho l'impressione di sentire un bisogno non so come dire, si sente in questi autori che hanno alle spalle delle lingue antiche, lo stesso con Ghosh, che dietro c'è l'Urdu, c'è il Bengali, c'è l'Hindi, e sono delle sonorità che sono diverse da quelle dell'inglese. E questa sonorità entra nell'inglese e qua e là lo trasforma, allunga le frasi, le addolcisce, e questo lo devi restituire, questo lo devi fare, questo è il tuo compito. A me questo piace moltissimo. Io penso, il traduttore, ci pensavo una volta, è come un accordatore cieco, deve provare a sentire come suonano non le corde di un violino, di un pianoforte o di quello che è, ma le corde delle parole, le stringhe. Io quando traducevo Woolf, per esempio, lei fa queste frasi lunghissime, mezza pagina, senza un punto. Devi riuscire a fare quella cosa lì. D'altra parte Woolf, se le lo lasci fare, ti prende per mano e ti accompagna. Se tu la segui e la traduci per come lei ha scritto, viene fuori così. E l'italiano, io a questo ci tengo a dirlo, l'italiano è una lingua straordinaria, è una lingua bellissima e si può forzare l'italiano. La crusca è una polvere, tutto sommato, no? Allora si può forzare l'italiano per dire quello che è stato, a volte si dice ma l'inglese è così ricco, certo, non ci piove, ma l'italiano può fare altrettanto. Quando Fenoglio diceva, traducendo John Donne, diceva mi arrabbio con la mia lingua finché non mi dà quello che voglio. È esattamente così. Bene. È difficile collegarsi dalle domande a quello che voi avete appena detto, ma passo a Matteo per una domanda che è arrivata da Barbara del gruppo di Cavallino Tre Porti ancora. Barbara dice: amo la grande scrittura americana di Roth e Auster per lo stile essenziale, secco e asciutto.
Ho letto che invece negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e che sta emergendo una letteratura di stile diverso, quasi europeo. Dice, abbiamo letto Il caos da cui veniamo, che era uno dei libri consigliati dalla Margherita Ruo. Sì. Ecco, che in questo caso ha uno stile intenso e poetico, penso anche agli altri libri della stessa autrice. Ne ha avuto qualche esperienza nelle sue letture, chiede Barbara, di quest'idea appunto di questo cambio di passo, diciamo così. Ma a dire la verità, in realtà io non riesco a identificare in maniera così netta queste tendenze. Cioè, nella letteratura americana c'è tutto, pensiamo al minimalismo, al post-minimalismo, che invece al contrario erano frasi molto brevi, racconti quasi flash. Io ho una grande passione, più che quasi tutti gli scrittori italiani amano Raymond Carver, io amo molto Grace Paley, che è considerata la madre, diciamo, del minimalismo, che non la cita mai nessuno, secondo me era un genio. Bene, è un genio. È un genio. E, tra l'altro voglio raccontare questo episodio a proposito di Grace Paley, che lei era venuta in Italia a presentare una sua raccolta di racconti e aveva scelto di leggere un suo racconto. Chiaramente l'ha letto in americano e nessuno aveva pensato di mettere a fianco un traduttore, quindi lei ha letto tutto il testo in americano, rendendosi poi conto che era davanti a un pubblico italiano e che quindi se non c'era un traduttore probabilmente molti dei presenti non avevano capito cosa lei stesse leggendo, quindi era molto molto amareggiata dopo l'incontro, e quindi c'era questa fila di persone che andavano a farsi firmare il libro e lei era veramente così dimessa, proprio. Io sono andato là davanti e gli ho detto questa cosa, ma che la pensavo veramente, ho detto: guardi, da quando leggo i suoi libri finalmente mi sembra di capire mia madre. Lei si è alzata e mi ha abbracciato e ha detto: questa è la cosa più bella che mi è successa oggi. No, questo per dire, no, in realtà si tende molto, no, a identificare dei filoni narrativi così, ma gli stessi autori che vengono spesso identificati con questi filoni non li riconoscono. Cioè, io quando mi sono appassionato veramente di letteratura intorno ai 20-25 anni, era il momento appunto dei post-minimalisti, e i post-minimalisti includevano autori diversissimi fra loro, che erano Lorrie Moore, David Leavitt, J. McInerney, Bret Easton Ellis e così via, che sono autori, Susan Minot, Peter Cameron, che sono tutti autori che poi hanno preso strade completamente diverse e non sono assolutamente oggi riconducibili a una stessa matrice, per cui così come c'è molta letteratura sperimentale che arriva dall'America, molta letteratura cosiddetta underground, io leggo anche molti di questi, mi piacciono molti. Prima tu stesso, Paolo, c'è Jenny Offill, per esempio, che è un'autrice che scrive praticamente per aforismi, e quindi io, diciamo, non trovo mai particolarmente interessanti identificarli per filoni, quanto piuttosto trovo che siano tante identità diverse e che è più la critica, diciamo, che tende, o forse un'esigenza commerciale, quella di identificarli in base a certe correnti. Non so se infatti, sono d'accordo. Infatti è d'accordo anche uno dei nostri come dire, ascoltatori, perché Luisa del gruppo di Bassano del Grappa dice: ma è proprio necessario dare delle etichette? Esatto. Ecco, mi pare che la risposta sia assolutamente già stata data, insomma. Sì, posso solo aggiungere una cosa? Certo. D'altra parte, un autore come Stoner, che lui, se ne è già parlato prima, sì, era passato non visto, sotto silenzio. Qui giocano anche fattori editoriali, magari non viene segnalato un certo autore e passa sotto silenzio, poi lo si riscopre anni e anni dopo e ha il successo che sappiamo, compreso questo ultimissimo. Voglio dire, quindi secondo me sono tantissimi fattori, però sono d'accordo con quello che dicevi, dividere per filoni eccetera, sono tante individualità, ma fin dall'inizio, insomma, sì. se pensiamo
a Mark Twain da una parte e Walt Whitman e Melville, abbiamo tre figure all'epoca più o meno contemporanei e incompatibili in qualche modo, e subito pensiamo a Edith Wharton da una parte, no? Sempre in quel periodo lì, cioè sono figure, ed Henry James, cioè ci sono tutta una serie di figure che poi hanno la loro storia, magari entrano nel canone letterario. Io il canone penso che si potrebbe eliminare completamente, però appunto sono molto diverse come figure e come narratori. Sì, io aggiungo che quando avevo consigliato i libri avevo anche aggiunto un libro di riserva, perché mi avevano chiesto anche di aggiungere un libro di riserva, e il libro di riserva che avevo indicato era La donna che scriveva racconti di Lucia Berlin, che è un caso di un'autrice, secondo me, eccezionale, che è stata riscoperta 15 anni dopo la sua morte, che da viva non ha mai fondamentalmente avuto nessun tipo di successo, e lei secondo me è una delle voci femminili più interessanti in assoluto degli ultimi anni. Io anche qui racconto questo episodio. Io ho questa abitudine, ognuno di noi ha delle abitudini di lettura. Io per esempio nel caso dei libri racconti metto le X, perché è la mia, come dire, è il mio modo poi quando vado a riprendere il libro ritrovare i racconti che mi erano piaciuti, e per me X è un buon racconto, 2X è molto buon racconto, 3X che praticamente capolavoro. A un certo punto mi sono reso conto che sul libro di Lucia Berlin ero arrivato a quasi tutti con 3X, è inutile che vado avanti a mettere 7X, perché qua sono belli tutti e quindi non serve a niente a me mettere, una volta tanto non mi serve a niente mettere queste indicazioni, perché è veramente un'autrice che è stata in grado di raccontare soprattutto le figure marginali di oggi. Il titolo italiano in realtà purtroppo è pessimo rispetto al titolo originale, perché il titolo originale era meraviglioso, che era Manuale per donne di servizio, che è un titolo strepitoso secondo me, e perché racconta esattamente di questo, di cameriere, donne di servizio, infermiere, tutte persone, la maggior parte donne, che devono affrontare non solo anche professioni spesso denigranti, ma allo stesso tempo hanno anche però dei figli da mantenere, hanno dei mariti che se ne sono andati, quindi racconta un po' un'epopea degli ultimi, ma che non, in questo caso delle ultime, però che non sono mai vittime, cioè hanno sempre uno spirito molto combattivo, molto reattivo, e secondo me è una grandissima prima si parlavano di conoscere il mondo, ecco, questo è i racconti di Lucia Berlin sono un modo ottimo per rappresentare la condizione delle donne americane di oggi, quando non sono del ceto medio-alto. Ecco, hai citato adesso un titolo tradotto male, insomma, no? In italiano, che rischiava forse, o ha rischiato anche di magari allontanare qualche lettore, no? Ecco, il lavoro del traduttore sicuramente è delicato in questo senso, di sicuro, diciamo, è impossibile trasformare un brutto libro in un bel libro, ma il rischio è qualche volta magari di poter fare il contrario, cioè di trasformare un bel libro in un brutto libro. Le è capitato nella sua carriera di lettrice, in questo caso, di trovare dei libri che magari in lingua originale trovava stupefacenti e che tradotti in italiano, senza fare nomi per non offendere nessuno, ma tradotti in italiano, come dire, a quel punto non li avrebbe consigliati qui, diciamo. Ecco. Sì, io lo faccio abitualmente, nel senso che ci sono dei libri ben tradotti. Io leggo molto anche in italiano, perché trovo che è importante leggere anche in italiano. In generale ci sono, quando compro un libro tradotto in italiano, se non è tradotto da me, in quel caso non lo compro, perché 3 mi vengono dati col contratto, ma in realtà ne compro perché mi piace regalarli magari. Però ci sono alcuni traduttori di cui ho piena fiducia e li leggo e so che leggendoli anche imparerò in qualche modo, avrò un interlocutore.
o un'interlocutrice. Ci sono alcuni casi, a me è capitato un paio di volte proprio di abbandonare un libro, una volta un libro che mi sono comprata l'edizione originale perché volevo finirlo, mi piaceva il libro ma non sopportavo la traduzione. Quindi sì, io penso che sia molto importante, non è una questione, io lo penso profondamente, cioè i libri devono essere tutti, anche i gialli, o quando si parla di saggistica, un saggio deve essere tradotto benissimo, deve scorrere, perché deve, tanto più in un saggio dove tu ragioni, l'autore ragiona su delle idee, tu devi renderle perfettamente, devi capirle per poterle tradurre, anche se sono complesse. E quindi secondo me è molto importante questo. Rispetto al titolo, purtroppo i traduttori fanno delle proposte, però spesso non, cioè più delle volte, insomma, o magari ne fai due, non sempre chi decide è l'editore, per questo sicuramente, a mio avviso qualche volta sbagliando. Nel caso della Lucia Berlin sicuramente è stato un errore intitolare. Io credo di immaginare l'idea del manuale nel titolo, che poteva far pensare che fosse un manuale, appunto. Però allora si poteva trovare un qualche cosa che un po' diverso da quello che adesso non ricordo in questo momento, ma ricordo che anch'io avevo trovato. E poi molto spesso nelle scelte dei titoli, questo non tutti gli editori, però si gioca, si punta su un aspetto commerciale, cioè che possa incuriosire a un livello molto. Questo è un errore, penalizza anche a volte il libro di qualità. Sì, aggiungo che anch'io avevo pensato che sia stata sicuramente una scelta editoriale, non una proposta del traduttore, anche perché il titolo è così bello che è un peccato. Io voglio fare invece una domanda ad Anna, se posso, perché io sono anche invece un po', come dire, quasi disgustato, uso questo termine, del fatto che ultimamente moltissimi titoli rimangono in inglese, ed è una cosa che io trovo assolutamente sbagliata. Per esempio, il premio Pulitzer di 2 anni fa, che era Less, di Sean Greer, è stato lasciato less in italiano. Less significa meno, e tutto il libro è basato sul concetto di meno. Tutti i capitoli si chiamavano Less American, Less French, cioè meno americano, e da noi erano Less francese, less americano, che è una cosa inconcepibile. Cioè io trovo che questa abitudine, che purtroppo deriva dal fatto che al cinema e le serie TV rimangono sempre coi titoli in inglese, in un paese dove l'inglese lo parlano pochissimo, però io mi aspetterei che l'editoria invece combatta ancora una battaglia per l'importanza della nostra lingua, perché voglio sapere cosa ne pensa lei di questa abitudine che si sta diffondendo moltissimo di lasciare il titolo in inglese. È una resa quella anche di secondo me. È una resa, e io, guarda, certo, se il libro si chiama Ohio piuttosto sì, che o Alabama, ok, no? Però invece io penso, anni fa io feci alla Holden un corso che aveva avuto un enorme successo, era all'interno del gladiatore, che si chiamava l'uso dell'inglese come eufemismo. A parte che aveva interessato le persone presenti moltissimo, ma poi col passare del tempo questo uso dell'inglese come eufemismo è diventato sempre più ingombrante, e nell'ultimo anno si è arrivati, io ho un libretto dove scrivo tutte le parole, cioè si è arrivati a parlare di Vaccine Day invece che il giorno del vaccino. Ma perché? Sì. Cioè il recovery plan si chiamava in un altro modo, cioè è come se tutto questo allontanasse la possibilità ma è una manipolazione, perché invece le parole italiane in realtà, non solo perché in Italia pochi parlano veramente bene l'inglese o anche altre lingue, ma perché la nostra lingua ci appartiene, ce l'abbiamo dentro, per cui se tu devi dire una cosa che è diverso sentirti dire una cosa nella tua lingua o un po' velata, un po' così. D'altra parte, se voi pensate che ancora adesso c'è gente anche
nelle cosiddette alte sfere, che parla di smart working, quando nel working smart non c'è niente. Smart vuol dire bello, vuol dire gradevole, vuol dire in gamba. Allora non c'è niente di gradevole, noi siamo qui in remoto, diciamolo, siamo in remoto, lontani. Ci parliamo per fortuna e sono lieta che ci possiamo parlare, ma non c'è niente come le mani che si... Io poi infatti riesco anche a fare... Sì, io prima ho dato un colpaccio sul microfono, che appunto, state contenti anch'io lo gli so, cioè, ascoltatori. guardarsi in faccia, guardarsi negli occhi, anche in stanze grandi con tante persone, la tua presenza fisica, anche in persone magari timide, però ci sono, per cui non si può... E guardate che non c'è paese di lingua inglese, non esiste che abbia usato la parola smart working. Non esiste. Io ricordo che una volta spiegai ad un amico a Londra che stavo lavorando in smart working, così perché e lui mi ha detto, what are you doing? Allora ho detto, in remote, distant work. Allora lui mi ha detto, yes, distant work, yes. Per cui io ho dovuto tradurre. Ed è un esempio che facevo anche l'altro giorno, appunto parlando con degli studenti di un corso, cioè in realtà di smart non c'è niente. Quello che è veramente smart, se vogliamo dirlo in modo letterale, è quello che faceva Fenoglio. Mi arrabbio finché non trovo una parola nella mia lingua. Esatto. A proposito di parole da trovare nella lingua, ha molto interessato questa cosa anche dei titoli dai commenti che arrivano. Per esempio c'è Gabriella che chiede perché To the Lighthouse è stato tradotto Gita al faro. Stando so che sarebbe probabilmente molto complicato, ma no, non è complicato per niente, è così semplice che è quasi... dunque, To the Lighthouse vuol dire verso il faro, non vuole dire al faro. In francese è tradotto vers le phare. In tedesco anche, io non parlo bene, non parlo il tedesco, per cui non lo pronuncio. In Italia c'era una traduzione, diciamo, canonica, che era Gita al faro, tradotta da Cialente nel 1940, insomma, negli anni 40. Quando Nadia Fusini ha fatto la nuova traduzione del libro, negli primi anni 90, l'ha intitolato Al faro. Quando Einaudi ha deciso di fare una nuova traduzione, chiedendo a me di farlo di To the Lighthouse, si è discusso. Io avevo proposto di intitolarlo Verso il faro, comunque mantenendo chiaramente l'indicazione dell'andare, perché al faro è stato il luogo. Prima di tutto, io sono al faro o non ci sono. Allora, sia sul piano simbolico di quella elegia che lei voleva scrivere, ci vuole un'indicazione di moto, che poi ci si vada o non ci si vada al faro. L'Einaudi ha come politica editoriale tendenzialmente quella di mantenere i titoli in qualche modo storici. È stato così anche per il giovane Holden, che in fondo non si intitolava così. Era un titolo praticamente, non si poteva, o vabbè, ora lasciare in inglese come qualcuno aveva suggerito. E invece è talmente noto, canonico, ormai che il giovane Holden è rimasto il giovane Holden anche con la nuova edizione che ha fatto Matteo Colombo, che io avevo con lui rivisto. E Gita al faro è rimasta Gita al faro. Da allora, e qui chiudo perché è un argomento che a me è successo in tantissimi posti, che questa domanda mi è stata sempre fatta e diventa quasi come uno schierarsi, si è per Gita al faro o si è per al faro. I don't mind, non me ne importa niente, è un capolavoro assoluto. Pensiero, parole, immagini, tutto insieme. Io credo di aver fatto una traduzione eccellente e si chiama Gita al faro. Never mind. Va bene, e con questo chiudiamo il tema.
Un libro che anche ha suscitato interesse tra chi ci scrive è Le nostre anime di notte, un romanzo che è stato molto amato da tantissimi lettori, come hai ricordato prima era finito prima nelle classifiche, e anch'io personalmente l'ho consigliato non so più a quante persone, tutte mi hanno ringraziato sempre moltissimo e tutti hanno poi comprato anche tutti gli altri libri dell'autore, perché evidentemente ha colpito molto, ecco. E sulle nostre anime di notte c'è Beatrice, che voleva fare del salotto letterario di Veternigo in provincia di Venezia, che voleva fare un'osservazione rispetto al libro di Aruf e alle cose che hai detto tu prima, Matteo, cioè lei pensa invece che non fosse preponderante il sesso come motivo di ostilità verso i protagonisti, ma che la storia tra i due venisse avversata proprio per la sua pregnanza sentimentale, amicale, amorosa e di riscatto rispetto alla vita precedente di entrambi, contrassegnata da infelicità e fatalismo, come se si volesse impedire il diritto ad una seconda possibilità alla dolcezza. Ecco, se ho ben capito, in realtà forse sono cose che tu hai un po' già detto prima. Ma... No, però certo, perché loro poi diventa un rapporto a tutti gli effetti ed è contro questo rapporto che gli altri si scagliano, però il libro parte proprio col fatto che lui va da lei e le dice vuoi venire a letto con me, cioè parte, tra l'altro la proposta viene fatta quasi come dire, un'osservazione di convenienza, no? Siamo tutte e due vedovi, siamo tutte e due che adesso possiamo permetterci una cosa del genere, a me sei sempre piaciuta, perché non lo facciamo? Cioè è quasi uno scambio, come dire, no? Uno scambio maturo che prescinde dal sentimento all'inizio, poi dopo in realtà questa cosa avviene, però a me piace sottolineare questo aspetto. È chiaro, poi il libro non parla di sesso, non ci sono delle scene roventi di sesso tra di loro o così via, però secondo me non si può prescindere da questo aspetto, perché credo che molti altri autori avrebbero fatto una storia molto più sfumata da questo punto di vista, molto sentimentale. Si sta parlando di persone decisamente anziane e quindi potrebbe sembrare quasi inopportuno parlare di questo. E invece io ho apprezzato molto il fatto che partisse da lì, partisse da una proposta sessuale. E quindi in questo senso non intendo sminuirlo, in realtà intendo proprio valorizzarlo, perché è vero che poi dopo gli altri si oppongono alla relazione che nasce, ma è una relazione che nasce quasi come il sesso quasi come mutuo soccorso. Cioè siamo tutte e due da soli, possiamo fare questa cosa piacevole, facciamola, e poi da lì si scopre anche, ma non era nei patti originariamente, non è che lui è andato da lei a fare una dichiarazione d'amore, non l'ha corteggiata, è qualcosa che è venuto fuori dopo, e comunque il fatto che loro comincino una storia e che questa storia sia anche una storia fisica, quindi non è solo, è parte del grande, come dire, la grande resistenza che incontrano. Perché questa cosa crea un dibattito, piace molto. Vittorio dice, lei chiede a lui di attraversare la notte, non di andare a letto, dice in realtà. Ho capito, va bene, non attraversa la notte ballando la mazurka, cioè adesso, che poi, lui non dice scopiamo, ok? È molto chiaro, però le propone chiaramente di passare la notte insieme, e quindi questo è un punto di partenza, secondo me, che ripeto, dal quale non si può prescindere, cioè le fa una proposta esplicita, tanto è vero che lei reagisce in realtà un po' con imbarazzo, ma anche un po' divertita da questa cosa, cioè lo trova inopportuno quasi che lui le faccia queste robe, però alla fine dice, beh però, no, e quindi è anche molto umano questa reazione, perché lei è proprio alla reazione tipo, oddio, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere, però già che me la dici forse la prendo in considerazione. Quindi usa ovviamente Aruf dei termini, perché è un libro estremamente delicato questo, non metto in dubbio questo, è proprio veramente un libro soave da un certo punto di vista, però
è un libro che racconta comunque una relazione che ha anche un aspetto fisico tra due persone adulte e mature. Bene, ci stiamo avvicinando lentamente purtroppo alla conclusione di questo pomeriggio. Abbiamo ancora un po' di tempo, per cui volevo farvi ancora qualche altra domanda. Esatto. Che è Dici tu se arrivata. abbiamo tante domande, così facciamo delle risposte brevi. Allora, se dovessi farle tutte, ne avrei ancora 5 o 6 forse, però intanto vediamo, dai, Cerchiamo di farle. noi cerchiamo di farle tutte. Mi rendo conto che non sono domande Saremo brevi. semplicissime, per cui c'è anche la necessità di articolare un po', e poi è così bello sentirvi che, voglio dire, è un peccato per me interrompervi o cercare di darvi ritmi più veloci, perché non ci sta, secondo me va bene così. Allora, per Anna Nadotti, dal gruppo di lettura di Spinea, sempre in provincia di Venezia, lei prima ha detto che tradurre è come essere un accordatore cieco, no? Peraltro una cosa molto apprezzata anche dai commenti che sono arrivati, è un'immagine che è molto piaciuta. Ecco, come riesce, dice questo gruppo di lettura, a rendere così bene l'intensità dei luoghi descritti? Si documenta, li visita, e come è arrivata a scegliere l'inglese poi come lingua di preferenza? Questa è un'altra domanda dello stesso gruppo, ma fermiamoci magari alla prima, cioè l'accordatore cieco sì, però va anche sui posti, li vede, quindi... L'immagine dell'accordatore cieco è presa da quel meraviglioso capolavoro cinematografico che è Piano Lessons, lezioni di piano, che in realtà si chiama The Piano, tanto per dire come si vengono studiati. E vabbè, giusto per dare, io l'ho fatta mia, per dire una cosa mia, però viene da lì. Mi sono laureata in lingua e letteratura inglese alla Bocconi secoli or sono. Quindi la scelta della lingua è quella, anche se io parlo e leggo e scrivo abbastanza francese benissimo e lo spagnolo abbastanza. Oggi mi piacerebbe parlare una delle lingue orientali su cui ho lavorato in questi anni solo per interposta persona. Per quanto riguarda la documentazione, guardo molto, faccio moltissima ricerca. I paesaggi non sempre li puoi conoscere, sarebbe impossibile conoscerli tutti quelli che... certo, in India ci sono stata molte volte, però a volte andando proprio a cercare delle cose che volevo vedere, e ho avuto delle ottime guide in India, nel senso che gli autori, eccetera. Dopodiché, nel senso che conoscere Calcutta con Ghosh non è proprio una cosa che succede tutti i giorni, e questo è un grandissimo privilegio. Dopodiché io penso che si possa immaginare tutto, in realtà, leggendo immagini. Pavese ha tradotto il Moby Dick, si è fatto il suo Moby Dick, però Pavese se l'è immaginato. Ed è molto interessante, e io credo che si possa immaginare molto leggendo. Io sono, prima di tutto, quando mi chiedono che cosa sono una lettrice, prima di tutto sono una lettrice, onnivora, e mi immagino le storie anche di situazioni che non ho conosciuto, per fortuna, in alcuni casi. Quindi direi che questa è la cosa più importante, e poi documentarsi molto. Certo, oggi, quando uno traduce oggi, per esempio, evita errori che in passato venivano fatti, perché non è Google, è Google Images, è Google Maps che ti aiuta, perché tu magari hai una descrizione perfetta di un edificio a Kuala Lumpur, e se non sei stato a Kuala Lumpur e non puoi chiederlo, allora però hai l'edificio, lo vedi, o a Istanbul oppure dov'è. E quello aiuta moltissimo, devi guardarlo bene. E poi io sono una che ama il cinema, per me guardare è tutt'uno. Aiuta ad attraversare la notte, perché attraversare la notte è la frase più bella di quel libro lì, secondo me. È anche un immaginario sulle varie possibilità di attraversare la notte, che i figli, peggio per loro, non ce l'hanno. Un'altra domanda per Matteo, anche se forse potete rispondere entrambi, ma è interessante. Dice,
lo chiede Laura da Jesolo, dice: quanto secondo voi il successo e il premio assegnato al romanzo di Whitehead dipendono dalla qualità del romanzo stesso o piuttosto che dalla scia del successo del precedente autore, del precedente romanzo dell'autore e soprattutto del movimento Black Lives Matter? Allora, io trovo oggettivamente assurdo che gli abbiano dato 2 Pulitzer in 3 anni. Credo che non sia successo quasi a nessuno, e chiaramente l'etnicità, secondo me, ha giocato un ruolo molto forte. In questo momento, come sappiamo, in America c'è una sorta di frenesia nei confronti del riconoscimento delle minoranze, dell'inclusività e così via, che sono tutti come dire, istanze legittime, meno male che ci sono e tutto quanto, però comportano anche il fatto che in alcuni casi molte scelte siano anche cioè, che tendano a valorizzare appunto o forse tendono anche a recuperare degli errori del passato, no? Per cui si tende a premiare, facciamo degli esempi molto chiari, cioè per esempio il fatto che abbia vinto una regista cinese agli Oscar, che miglior attore una protagonista è una donna giapponese e così via, sono tutte scelte che sembrano proprio dimostrare quasi la necessità di riconoscere altre culture, di riconoscere altre professionalità, eccetera. A mio avviso si chiama la Ferrovia sotterranea era un romanzo molto più immaginifico, molto più interessante rispetto a questo. Questo secondo me è un romanzo minore. Racconta una storia importante da un punto di vista anche storico, ma da un punto di vista letterario è molto minore rispetto al precedente, per questo anche trovo che un secondo Pulitzer era un po' inopportuno. Però i libri sono figli del loro tempo, per cui anche appunto certi premi, certi riconoscimenti, anche il fatto che escano in questo momento, per esempio c'è un fenomeno in questo momento in Italia evidente, c'è un libro come Febbre di Jonathan Bazzi, oppure Il fenomeno di Fumetti Brutti, che è questa fumettista transessuale, che sono presenti ovunque sui media, eccetera eccetera, perché evidentemente stanno trattando un tema che in questo momento trattando dei temi che in questo momento sono di grandissima attualità, quindi c'è una coincidenza tra come dire, dei libri interessanti e anche il momento in cui questi libri escono, ma questo c'è sempre stato, diciamo, storicamente. Certo. Abbiamo parlato prima, ha citato un attimo Anna ha citato Moby Dick, che era uno dei libri anche in questo caso proposti dalla RUO. E non era uno dei vostri, però è arrivata una domanda anche su questo tema, magari se volete ve la giro e poi vediamo di rispondere anche a questa domanda del gruppo di lettura Librare di Isola della Scala, in questo caso. Dice: il libro, Moby Dick appunto, è un capolavoro di stile con numerosi riferimenti biblici, mitologici e letterari. È stata sottolineata l'importanza della descrizione caratteriale dei diversi personaggi che hanno fatto emergere valori forti e decisi. Qual è il valore che emerge maggiormente per voi da questo romanzo? Io faccio coming out, non ho mai letto Moby Dick. Bam! Beh, guarda, io ti dico solo una cosa, Moby Dick a mio avviso è un romanzo bellissimo. Io l'ho letto molti anni fa, non l'ho più riletto, cioè mi è capitato di magari dovendolo citare, e mi riprometto sempre, adesso che smetterò di tradurre, è uno dei libri che voglio rileggere con la matita in mano, come feci quando lo lessi all'università sostanzialmente, poi l'ho ripreso un po' nella traduzione di Pavese, l'avevo letto in inglese, non particolarmente per i riferimenti biblici, va bene, fanno parte, ma è una narrazione straordinaria, è una balena narrativa. E a proposito di traduzione, ci sono anche qui
tante traduzioni diverse di Sì. Moby Dick. Quale consiglieresti a qualcuno Guardi, che non mi volesse, come Matteo, iniziare a leggerlo adesso? ma voglio dire, O quella di me stesso, Pavese, che anch'io faccio coming out, non ho letto neppure io, quella se di non Pavese brani qui e là. no, quella di Pavese era stata una traduzione, è originale nel senso che è originale, perché lui un po' se lo scrive come vuole. Non lo so, io quella di Fatica non l'ho vista, cioè l'ho vista, l'ho sfogliata, ma non posso dare un giudizio su quella. Quella di Bianchi, mi pare, io quando ho bisogno di citazioni mi rifaccio a quella, che era uscita, mi pare, non so per chi l'avesse fatta, se per Garzanti o per Feltrinelli, un po' di anni fa. Il titolo è sempre Moby Dick. Sì, lì non c'era nessuno ha pensato di tradurlo in modo creativo, no. Bisogna perdersi, in Moby Dick bisogna perdersi, questo è. Non credo Tra che l'altro, bisogna... inserisco vai. un aneddoto da Trivial Pursuit, che non so se lo sapete, che il cantante Moby in realtà è il pronipote di Melville, si chiama così perché Sì, l'avevo è suo letto. nonno. Sì, infatti. Bene, quindi abbiamo iniziato citando un cantante. Morrissey, finiamo con Moby, E ecco. finiamo con Moby, ecco, sì, diciamo che abbiamo mescolato un po' la letteratura e la musica, e che comunque sono sempre vicine, secondo me, non a caso appunto il Nobel anche a Dylan, ma aspettate un secondo che sto scorrendo per i messaggi. Mamma mia, quanti! Allora, prima stavo solo un attimo, poi concludiamo tra davvero poco. Faccio una domanda mia personale ad Anna. Anche qui so che sarà difficile essere brevi, ma ti chiedo la possibilità di essere breve. Cioè, quello che incuriosiva molto me è la traduzione che si deve fare di un'autrice come Virginia Woolf. Nella mia sensazione, magari sbaglio completamente, è molto più difficile che altre traduzioni, proprio perché mi immagino che sia veramente come dire, rischioso. Ogni aggettivo che si mette si rischia di sbagliare qualcosa, cioè, mi sentirei una grossissima responsabilità in questo, fossi io ovviamente, magari per te è completamente diverso, ma è così, e in questo caso come si fa a scegliere una parola rispetto a un'altra in una scrittura così... non è complicata, ma è così ricca ed evocativa? Sì, guarda, posso dirti questo, Virginia Woolf ha una scrittura meravigliosa. Ero molto, ci ho pensato un mese prima di accettare la proposta di ritradurre, di fare la nuova traduzione di Mrs. Dalloway, e poi la mia risposta quando mi è stato proposto dalla cariatrizia è stata: devo rileggerlo per vedere se ho qualcosa di nuovo da dire. E lo ripeterei, nel senso che io volevo rileggere questo libro amatissimo. Avevo amato molto Gita Alfaro, Mrs. Dalloway l'avevo letta veramente molto tempo prima. L'ho letto in inglese di nuovo, mi è sembrato anche di ringiovanire, e l'ho trovato così pieno di cose che non avevo visto, ma in successive letture, quello originario in inglese e poi in italiano ai tempi di un gruppo di lettura di donne, eccetera. Era così piena d'aria, così piena di respiro, che io ho accettato con questa frase: voglio provare a tradurre tutta l'aria che c'è. E questo è stato quello che io ho fatto. Volevo tradurre l'aria e poi dopo ho voluto tradurre l'acqua. Questo era il mio scopo. E spero cioè, da quelli che sono stati in questi anni, poi una serie di apprezzamenti o anche di scritture private, mi sono arrivate tantissime mail di persone che anche abbastanza sconosciute, o ex Ci sono allievi. apprezzamenti anche importanti, come il premio Pavese che è arrivato l'anno scorso. Grazie. Però appunto io quello volevo fare, tradurre l'aria e tradurre l'acqua, e per restituirla ai lettori e alle lettrici rispetto a traduzioni o molto antiche o molto irrigidite dall'interpretazione. Perché questa cosa voglio solo aggiungere, visto che sono qui come traduttrice: il traduttore traduce. Certo che c'è un'interpretazione, ma non deve usare la traduzione come occasione di interpretazione. Per cui quando Virginia Woolf dice voglio che non ci sia neanche una parola sbagliata, e io ho pensato neanch'io mentre la traduco.
e voglio che sia forte e muscoloso, dice così lei nel suo diario. Allora io ho detto, voglio fare la stessa cosa, legandomi alle parole, al ritmo. Quando hai trovato il ritmo, trovi le parole. Certo, rileggo molto spesso, a volte mi capita di leggere una pagina 2 o 3 volte, poi vado. Bene, è stato davvero un piacere ascoltarvi e un privilegio per me poter essere qui oggi a così cercare di in qualche modo barcamenarmi tra le domande e soprattutto la voglia di ascoltare voi, quindi Fatto tante volte mi sono benissimo. distratto da quello che stavate dicendo e non ho perso magari mezza domanda, mi scuso con quelli che non sono stati citati fino adesso. Volevo soltanto, perché mi faceva piacere anche per voi che magari non sapete quanta gente ci sta seguendo, ho un elenco di tutti i gruppi di lettura che sono stati con noi oggi, lo leggo velocemente perché è giusto citarli, perché sono stati, come dire, protagonisti anche loro di questa giornata, e sono il gruppo che si chiama Lettori Sovrani, e poi Rachele Antonini e il gruppo di lettura autogestito, il gruppo di lettura di Jesolo, un altro si chiama Leggere i Passi, quello di Silea, Leggere per Passione della Biblioteca di Villorba, il Club del Libro di Villa Bartolomea di Verona, il Buffet Letterario di Santa Maria di Sala, il gruppo di lettura di Spinea, il gruppo di lettura di Martellago, il gruppo di lettura di Cavallino Tre Porti, e guai se non dico che Tre Porti perché si arrabbiano moltissimo, quello di Valleggio sul Mincio, dove credo che la prossima settimana ci sia un bel festival letterario che inizia proprio lì, che si chiama Borghetto, adesso lo sto dicendo a memoria, ma è uno dei primi festival letterari in presenza che ci sono in Italia. Il gruppo di lettura Lettori Sovrani, poi il gruppo Biblio Bizzi di Albignasico Padova, il gruppo di lettura di Campo Nogara e poi Raccontiamoci tra le parole di Casteldazzano di Verona, Salotto letterario di Veternigo di Santa Maria di Sala, il gruppo di lettura di Musile di Piave, il Mea Libera Tutti di Mirano, il gruppo di lettura Libriamo di Piovene Rocchette, scusate, il gruppo di lettura Biblioteca San Giovanni Lupatoto, il gruppo di lettura Viaggi tra le righe di Caldiero Verona, il gruppo di lettura di Bassano, il gruppo di lettura Il Treno Biblioteca Comunale Galileo Galilei di Mozzecane Verona, e il gruppo Tra le righe di Marcon, e i lettori di Feltre e il gruppo di Povegliano Veronese. Insomma, sono davvero tanti, grazie a loro, grazie ancora di più a voi che siete stati qui, e grazie anche a tutti i bibliotecari che hanno reso possibile questo incontro di oggi. Se volete dire qualcosa in conclusione anche voi. Io volevo dire volevo semplicemente invitare, visto che i nostri ascoltatori oggi sono tutti dei lettori, volevo invitarli ad ascoltare il mio podcast che esce ogni 2 settimane, nel quale si parla di libri per 3/4 d'ora, e che magari potrebbe essere interessante. Basta che digitano podcast copertina su Google e lo trovano, è gratuito in tutte le piattaforme. Ne approfitto per dire che nel podcast da quest'anno c'è anche una sezione dedicata ai traduttori e inviterò Anna a partecipare, quindi faccio l'invito ufficiale da adesso, e quindi grazie per questo incontro. Io aggiungo solo un attimo, che aggiungo una cosa su quello che ha detto Matteo, perché si è dimenticato di dire che quest'anno nel suo podcast ci sono anche delle librerie. Ho visto che nell'ultima puntata c'è una libreria di Marghera, la Heimat. In ogni puntata c'è un'intervista a una libreria, quindi sta intervistando i librai di tutta Italia. Quindi librai, i traduttori, i libri che consiglia lui, quindi ce n'è davvero tanto per conoscere altri nuovi lettori. Sentiamo Anna. No, io approfitto di questo minuto per leggervi una breve poesia di Antonella Nedda. Brava. Cuci una foglia vicino alle parole, cuci le parole tra loro. Guarda una foglia come viene soffiata lontano. Il tempo mentre scriviamo vola. Noi moriamo noi stessi mentre intorno ci cresce la vita e la realtà si addensa, si intreccia, diventa una radice che sale fino a un tronco e ridiventa foglio. Da sempre mi mancano le parole e io ne ho nostalgia. Per questo cucio. Bellissima. Meravigliosa, grazie. Non potevamo finire meglio di così, direi. E adesso invito i bibliotecari che sono collegati e sono dietro le quinte a palesarsi per un saluto anche da parte loro. Vedo che sta arrivando la Silvia.
Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi, ringrazio veramente di cuore i nostri ospiti, Anna Nadotti, Matteo Bibianchi, per la conversazione estremamente interessante, ma soprattutto per l'entusiasmo e la passione per i libri e la lettura che ci hanno veramente trasmesso. Grazie di questo, perché è fondamentale. Così come li ringrazio per i libri che ci hanno suggerito e che hanno suscitato questo entusiasmo e questa bellissima conversazione. Ringrazio ovviamente Paolo Colombatti che ha accolto l'invito e ha condotto questo pomeriggio, e ringrazio ovviamente lettori e lettrici dei gruppi di lettura che ci hanno seguiti. Prima di chiudere volevo ricordare che il 26 giugno si svolgerà a Chiari, per metà in presenza e per metà su Zoom, quindi da remoto, il quarto incontro nazionale dei gruppi di lettura. E le modalità di partecipazione e tutte le indicazioni le potete trovare sia sui nostri canali social che sul nuovo sito dei gruppi di lettura in Veneto, che vedete passare adesso in sovraimpressione. Noi ci rivediamo a settembre per le nuove proposte di lettura e vedremo quali saranno per l'anno a venire, e poi naturalmente a maggio 2022 speriamo davvero questa volta in presenza a Padova. Vorrei ringraziare ovviamente chi è stato nel backstage di questa giornata, di questo pomeriggio, e quindi i miei colleghi bibliotecari, Alessandro Rigo che ha curato tutta la regia e lo streaming quindi di questa diretta, di questa trasmissione, e poi Renata Enzo, Eleonora Michielan, le due Antonelle, Antonella Bullo e Antonella Bertoldo, che hanno invece accolto le vostre domande, le vostre richieste, le hanno selezionate e le hanno mandate a Paolo, che poi le ha passate ai nostri ospiti. Grazie a tutti, buona serata e arrivederci a presto, buone letture soprattutto, buone letture a tutti quanti. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Arrivederci a tutti. Grazie.